Rieccoci insieme, cari telespettatori. Allora, abbiamo il piacere di riavere dopo un po' di tempo qui con noi in studio l'avvocato Moreno Mantovan. Grazie avvocato di essere qui con noi, nonché presidente Confedilizia Padova. Esatto. Allora, nella sua veste, potete già immaginare, adesso comunque vi spiegherà bene, ci enuncerà quelle che sono le novità di carattere normativo, anche se ancora non ci sono, comunque di recepimento della direttiva di efficientamento energetico per quel che riguarda gli edifici, le ripercussioni e le conseguenze che ci possono essere per tutti coloro che sono proprietari di immobili che li danno in locazione, chi invece ha un appartamento in affitto, che cosa comporta. Insomma, ci sono tante domande che tutti quanti noi ci poniamo, tante curiosità e a volte dei timori, perché per noi italiani l'immobile comunque è un bene anche di investimento importante, è un bene che anche se abitato è un investimento un domani per non si sa cosa possa succedere. Immaginare o ipotizzare che questo possa poi svalutarsi drammaticamente o che non si riesca poi più a dargli un mercato terrorizza tutti quanti noi. E allora, poi parleremo anche delle locazioni, della rendita che può dare, di che fine fanno, perché sono così ricercate nel nostro territorio, insomma ci sono tante tematiche di vostra competenza, gli sfratti come stanno andando, insomma c'è un po' di questioni. Innanzitutto, due parole, la Confedilizia che cos'è, Presidente? La Confedilizia è la più vecchia associazione italiana, 140 anni di vita, che tutela i valori della proprietà. Tu hai fatto bene a introdurre il problema dicendo che per noi italiani l'immobile ha un valore particolare, cosa che non succede negli altri paesi. E noi abbiamo proprio il compito di tutelare questi valori che sono legati alla proprietà, che sono valori di libertà poi alla fine, perché un proprietario è una persona libera che vuole restare indipendente. E quindi questa sarebbe la nostra funzione, diciamo, politica, anche se i nostri statuti dicono che dovremmo essere apolitici. Noi siamo apartitici, in verità, non apolitica, perché questa è politica. Tutelare è bene far capire la differenza sì. tra... Noi dei politici sì, veniamo spesso corteggiati, tant'è che ai nostri incontri c'è sempre qualche politico che viene a relazionare e vorrebbe insinuarsi, ma diciamo li teniamo alla giusta distanza, a meno che non siano in sintonia con i valori che noi andiamo a difendere. Quello, ripeto, nel senso proprio di politica, noi vogliamo tutelare il bene proprietà, che è un bene, ripeto, che è la cassaforte di famiglia, cosa che, come dicevo prima, non succede negli altri paesi europei, perché fanno sempre il paragone con la Germania, altri paesi, dove dicono che la proprietà immobiliare è meno sviluppata. Ma noi non siamo tedeschi, noi siamo italiani. No, questo messaggio non è arrivato in Europa o non interessa in Europa? Allora, devo dire la verità, io sono un po' complottista, però i fatti mi stanno dando ragione. Adesso è entrata in vigore, è arrivata, scusami, la direttiva europea che impone l'efficientamento degli immobili. E ci dà dei traguardi entro il 2030, 2033 2050 che adesso magari se hai piacere ti spiegherò con più attenzione, ma che pongono un attacco evidente al senso della proprietà. E mi spiego meglio. Allora, cosa dice l'Europa? Stiamo consumando troppo. Stiamo consumando troppo, per cui gli immobili devono essere efficientati. C'è stato questo primo tentativo col 110 che è stato tumultuoso, poi se vuoi ne parleremo, sì. Ma è stato un disastro, cioè è proprio un esempio di cattiva gestione legislativa del problema. E adesso cosa ci dice la comunità europea? E apro una parentesi, devo dire che per fortuna i nostri politici hanno votato in senso contrario, ma non c'è stato nulla. Sì, abbiamo perso di fronte all'Europa. Ma ci stiamo battendo perché la battaglia non è ancora, la guerra non è ancora finita. Una battaglia l'abbiamo persa, ma la guerra la stiamo ancora combattendo. Cosa ci dicono? Guardate che entro il 2030 tutti gli immobili dovranno essere, allora, entro il 2028 se non sbaglio, si dovrà già costruire a consumo zero. Entro il 2030 gli immobili esistenti dovranno essere portati in categoria E, poi magari spiegherò il concetto di categoria, entro il 2033 in categoria D ed entro il 2050 dovranno essere ad emissioni zero.
Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se un immobile, allora non sono previste sanzioni se uno non si adegua, per il momento, siamo bravi con le sanzioni, poi le inventeranno. Ma qual è il problema? Che se un soggetto non efficienta l'immobile, perde la capacità, la possibilità di locarlo o di venderlo. Ed è già una sanzione questa. Questa è una grossa sanzione, ma allora, detto che a tutti piacerebbe avere un immobile che consuma di meno, poi magari entreremo nel merito della capacità del Paese di andare in questa direzione. Ma pensa che addirittura si è opposta alla direttiva europea l'ABI, che la dice lunga. Quindi le banche sostanzialmente. Sono le banche, sì, scusa. Si sono opposte. È la società bancaria, esatto. Perché, a mio avviso, e questo è un attacco anche alle piccole banche, non certamente alle grandi, perché tu sai benissimo che le grandi non usciranno non sempre. Pensa cos'è successo con la Credit Suisse, dove addirittura cioè adesso, ci sono andati di mezzo gli obbligazionisti e nemmeno gli azionisti, cioè fanno quello che vogliono le grandi banche. Ma pensa tu, le piccole banche, loro vivono dando credito a garanzia. E la garanzia di solito è sugli immobili. Quindi quei pochi imprenditori che ancora ci sono, o qualche scellerato che decide ancora di fare l'imprenditore, perché è molto difficile in questo paese, cioè bisogna aver perso il lume della ragione per voler ancora aprire partita IVA, ma mettiamo che qualcuno lo voglia fare. Ovvio che va in banca e chiede un mutuo per aprire l'attività dando a garanzia l'immobile. Quindi ci sarà una svalutazione anche degli immobili? Ma ci sarà certamente una svalutazione degli immobili. Allora, mettiamo che oggi io vado a chiedere 100.000 euro. La banca è un immobile come il 60% degli immobili che è in classe O, A, F o G. E la banca mi darà il credito, perché se io non efficiento l'immobile entro il 2030 o 2033, quella garanzia non varrà assolutamente più nulla. Quindi le banche si troveranno in pancia con delle garanzie assolutamente inutili. Ma facciamo un passo ancora indietro. Mettiamo che ci sia già un mutuo ventennale. Sono passati 10 anni, 5 anni. Ci sono ancora 7 anni per efficientare. L'obbligato non efficienta e la banca cosa si trova in pancia? Assolutamente nulla. Quindi tu pensa alla svalutazione che avranno le piccole banche avendo dei crediti che non valgono più nulla. Ti ripeto, l'ABI si è opposta e mi sembra strano che non si voglia vedere la direzione, perché questo è un danno. Di solito le banche hanno un grossissimo condizionamento, un potere di condizionamento e potere anche nei confronti delle decisioni che vengono prese a livello europeo. Come mai in questo caso non è così? Come mai prevalgono queste logiche? Sono usciti anche degli articoli da parte dell'ABI, l'ABI si è abbastanza schierata. E parlavo proprio, siccome volevamo fare un convegno in associazione con una banca proprio a breve per parlare di questo problema. E tentavo di spiegare come sia un problema comune, cioè o si esce tutti o si va a fondo tutti da questa situazione. Tieni presente che mi sembra che l'80% degli italiani è proprietario di immobili. La stragrande maggioranza hanno classi energetiche F o G. Classe energetica vuol dire è parametrato al consumo per o riscaldare o raffrescare l'immobile. Quindi in classe A praticamente nulla, e più si scende, B, C, D, E, F, e più c'è un consumo energetico. Okay. E se non ce la faremo, ed è molto probabile che non ce la faremo, ma già adesso gli immobili stanno perdendo di valore, perché torniamo a quello che dicevamo prima del 110, che è stato fatto in una maniera ignobile. Io ho seguito abbastanza la vicenda, l'abbiamo seguita anche come Confedilizia. Tieni presente che mediamente un appartamento va sui 70, 80, 90 mila euro per efficientarlo. Chi ce l'ha fatto è riuscito ad efficientarlo col 110. Non sono certo che tutti abbiano seguito la procedura esatta, quindi entro 8 anni può essere che l'Agenzia delle Entrate bussi alla porta e dica: signori, questi soldi ce li dovete restituire. Ma anche ammesso che uno ci sia riuscito, ma sono stati una piccola percentuale di italiani, perché come sai il governo Meloni dall'oggi a domani ha chiuso i rubinetti, laddove con il governo precedente era previsto fine 2023. Facevo dei conteggi l'altro giorno con un amico che è del settore. Cioè noi dovremmo efficientare ogni anno centinaia di migliaia di immobili. Non c'è la capacità.
non c'è la capacità, ma soprattutto fatte in questo modo c'è stata un'impennata dei valori della materia prima. Infatti sì. Un po' perché non si trovava, un po' per chi ce l'aveva se la teneva lì dicendo beh adesso i valori andranno su. Quindi i valori delle materie prime sono triplicati. Devi interrompere? Sì, sono triplicati, sono aumentati tantissimo. Sono triplicati, quindi il bonus 110 è finito e non c'è più la possibilità di fare la cessione del credito, che era un'innovazione importante, o lo sconto in fattura. Quindi uno dovrà, attraverso la capacità contributiva, recuperare quanto spende. Ma se un soggetto non ha la capacità contributiva... Infatti volevo proprio fare questa domanda qui. Se un soggetto non riesce ad arrivare alla capacità contributiva, sono i soggetti che vivono in immobili che hanno magari anche un valore esiguo, perché sono vetusti, perché fanno freddo e aria da tutte le parti, come può avere la possibilità di accedere a anche dei vantaggi e degli sgravi? Ma neanche in proiezione futura, perché se neanche ci si appiglia all'aspetto fiscale. E dovranno dare degli incentivi. Allora, ma anche i pensionati, tutte le persone pensionate che vivono con pensioni estremamente basse, in alloggi vecchi, datati e stradatati, perché sono le case di famiglia, ma non riescono ma neanche a riscaldarsi a volte. Come si può pensare che possano efficientare il proprio immobile? La cosa ridicola è stato che con il 110 davano la possibilità di prorogare per l'efficientamento alle unifamiliari, laddove il reddito ISEE fosse di 15 o 16 mila euro. Quindi uno che... non malapena riesce a vivere. Quindi allora ci prendono in giro. La verità è che ci stanno... Quindi lei dice c'è una forma quasi di, tra virgolette, complotto e tutto. Io francamente la vedo così. Io spesso ai nostri incontri invito le persone a leggere Bauman, sicuramente l'avrei letto, che è quel sociologo polacco che ci parla di società liquida. E nella società liquida è un soggetto che non ha più radici, non ha più punti di riferimento. E la casa è il nostro punto di riferimento, è la cassaforte di famiglia, è il luogo dove noi custodiamo i nostri affetti, i nostri ricordi. Se ci tolgono la proprietà della casa, veramente il soggetto c'è proprio un libro di Bauman sulle vite di scarto, cioè diventa un soggetto di questa società liquida, e quando una società è liquida il soggetto viene portato dove si vuole, perde quel concetto di libertà e soprattutto di autonomia che ha avuto fino ad oggi il proprietario. Volevo ricordare come Stalin, per imporre la dittatura comunista, abbia attaccato i kulaki, non so se ti ricordi, erano i piccoli proprietari terrieri, in una maniera terribile, ha indotto quella carestia in Ucraina dove sono morti di fame perché della socializzazione dei loro terreni non ne volevano sapere. Ripeto, la nostra è un'attività politica e vogliamo difendere quei valori che sono tipici dei proprietari, per questo che la nostra è un'attività politica. E oggi, mai come oggi, i valori della proprietà sono stati posti sotto attacco, e chi non vede un progetto che ci può stare dietro è perché non lo vuole vedere. Ma tu pensa che i fondi comuni esteri si stanno già organizzando per venire a fare man basso in Italia di immobili per pochi soldi. Infatti anche questo c'è quindi una svalutazione indotta. Ma è già partita la svalutazione. Voi, appunto, essendo un'associazione di categoria a livello nazionale, comunque con altre situazioni anche analoghe, associazioni analoghe, avete una possibilità di intervento, di azione, di pressione a livello nazionale, a livello europeo, oppure non esiste questo perché siamo isolati? No, allora, devo dire francamente che la nostra associazione a Roma batte i pugni sul tavolo. E come ti accennavo quando abbiamo iniziato la trasmissione, ai nostri incontri c'è la fila di politici che vengono a fare la loro passerella. Quindi siamo riusciti ad ottenere che il governo attuale in sede europea si sia opposta a questo. Non è servito a niente, però esatto. per 50 voti è passato a livello 50 e qualcosa, insomma, è passata. Però siamo riusciti a far sì che comunque il governo fosse in qualche modo sensibile a queste problematiche. Si sentisse coinvolto da questo punto di vista. Cosa devono temere adesso? Voi rappresentate i proprietari di immobili. Quindi... Ma tieni presente, scusami se mi interrompo, che quasi tutti gli italiani sono proprietari. Infatti vi stavo dicendo proprio questo, riesci ad anticipare molto bene quelle che sono le tematiche conseguenziali. Se quasi tutti ambiscono, se non altro, ad essere proprietari
proprietari di immobili, anche perché le locazioni, dopo parliamo dell'aspetto locazioni, canoni di locazione eccetera, nel mercato, come stanno andando, le quotazioni eccetera e così via. E poi le nostre pensioni, le pensioni future dei boomers che arriveranno, avranno delle quotazioni estremamente labili e bassissime. L'unico valore che resta è proprio quello dell'immobile, cioè un immobile che al limite uno dovesse andare, non avere denaro disponibile dalla pensione per andare in una struttura, in una casa di riposo, vende la nuda proprietà e qualcosa gli resta per poter sopravvivere. Ma è questo che Se io viene volevo privato anche di questo, sottolineare, è sempre stata la cassaforte di famiglia. In quel senso. Cioè, io ricordo che mio papà mi ha lasciato la casa ed era sicuro a suo avviso che mi avrebbe lasciato una sicurezza, ma è stato così per molte altre persone. Cioè, la casa a cosa serve? Ripeto, è la cassaforte, ma serve per lasciare una continuità ai figli, serve per pagarsi la casa di riposo un domani quando con la pensione non sarà più in grado di farlo, serve per mandare il nipote all'università. Se i beni diventano solo un oggetto sul quale pagare tasse alla fine, cioè questo senso di sicurezza, che fine fa? E hanno poco, come dicevo prima, da dirci ma all'estero è diverso. Ma noi non siamo all'estero, siamo in Italia. Cioè il rispetto dei nostri valori, il rispetto della nostra mentalità, dei nostri usi. Di una cultura anche. Di una cultura, cioè, è uno degli ulteriori elementi che mi porta a far dubitare dell'utilità della comunità europea, francamente, perché non si tengono in considerazione le specificità dei vari paesi. Ecco, qui si va a toccare, quando si tocca la proprietà, quando si toccano gli immobili, la casa, che è anche un bene di investimento, è sempre stato un bene di investimento, perché visto tutti gli altri tipi di investimento, l'abilità o anche la grande attenzione e la competenza che richiederebbero per non cadere in enormi buchi nell'acqua, si va a toccare proprio la sensibilità stessa degli italiani, delle persone anche più anziane, ma anche delle persone delle giovani famiglie che ambiscono ad avere un immobile. Giuridicamente, dal punto di vista legale, ci sono degli appigli, c'è qualche cosa che è ipotizzabile fare, oppure a un certo punto si dovrà... È una direttiva. E tu sai che... Infatti spieghiamolo bene cosa vuol dire. È una direttiva, cioè la comunità europea ci dice in che direzione dobbiamo andare, ma noi possiamo ancora batterci perché ci siano cioè deve essere poi recepita, e possiamo batterci perché i tempi siano allungati, ad esempio la questione della possibilità dell'impedimento alla vendita o alla locazione. Ma questa esiste veramente oppure è ipotizzabile? La direttiva dice questo. Cioè fa intendere questo discorso? La direttiva dice questo, non si potranno né vendere né... Però l'Italia potrebbe regolare, cioè nel merito è normale diversamente. Non perché ce la faremo, altrimenti... allora, non ce la faremo, cioè tecnicamente efficientare il 60% del nostro patrimonio immobiliare nel giro dei 6 anni è possibile. No, ma bloccare la vendita o la locazione sembra che sia possibile, cioè sbloccare questo fatto che impedisce. Certo. Quindi lo Stato potrebbe intervenire. Dobbiamo lottare per questo, tant'è che a breve pensavamo come Confedilizia di fare un convegno che non sia solo tecnico, ma tra i relatori dovremmo avere anche un docente di filosofia del diritto, quindi una cosa più ampia, proprio parlare del problema di cosa si può fare per evitare la strada che abbiamo intrapreso, insomma, che è evidente che sarà dannosa per tutti. Il fatto stesso che comunque il nostro paese sia fatto di immobili di un certo tipo, sono abbastanza vecchiotti le nostre case, no? Ma nessuno dice che non debbano essere efficientati, ma in che modo? Cioè, allora mi chiedo chi possa, quanti, sicuramente molti, ma non tutti hanno la possibilità di mettere mano al portafoglio e di efficientare l'immobile. Allora cosa diciamo? Tu, Stato, dai delle agevolazioni, fai qualcosa perché uno possa andare in quella direzione. E comunque, ripeto, non ce la faremo né per il 2030 né per il 2033. Ma se ci sono degli sgravi fiscali, ci sono delle agevolazioni, tutti saranno ben contenti. C'è stata la corsa al 110. Alcuni ce l'hanno fatta, alcuni altri non ce l'hanno fatta, le cose sono state fatte in maniera un po' grossolana, se dopo ne potremo parlare, però insomma qualcuno è riuscito ad efficientare e chi ce l'ha fatta è stato anche contento, ma è stata una percentuale estremamente esigua. Ma la percentuale è stata esigua anche per una ragione, perché si era al di là dell'entusiasmo iniziale in cui si diceva spendendo zero riesco a mettermi la casa. C'è stata questa cosa del spendere zero. E quando andavano per i condomini dicendo voi non spenderete assolutamente nulla, e la gente diceva vabbè tanto io i soldi non li devo tirare fuori,
E questo ha in qualche modo dato l'impulso alla crescita dei prezzi, perché diciamo sì, tanto non li tiro fuori Esatto, io. fermiamoci qua, che questo è un aspetto interessante. Altro tipo di speculazione. Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo insieme.